Sarà la potenza eterna del Requiem di Mozart con il coro in Claravox e l'orchestra Gruppo Archi del Veneto diretti dal maestro Davide Pauletto a rendere onore al grande artista neoclassico Antonio Canova in uno dei luoghi simbolo dello scultore, il Tempio di Possagno, che si trasformerà in palcoscenico. Sabato 16 luglio, in occasione delle celebrazioni per i 200 anni dalla morte di Canova, nel piazzale del Tempio suonerà la musica immortale del compositore austriaco che sarà portata in 3 tappe. Una Possagno, una Venezia e una Roma, proprio le città canoviane per antonomasia. Questi eventi fanno parte appunto delle celebrazioni del bicentenario. Abbiamo in essere oggi 2 mostre, una sulla Maddalena e una su Canova e il Dolore, quindi veramente per Possagno un anno fenomenale. Il 21 luglio sarà invece in scena, sempre al Tempio Canoviano, l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, diretta dal maestro Ernest Oetzel con musiche di Brahms e Tchaikovsky. Insomma, grande scultura, grande pittura, grande musica, grande arte, aspettando la data clou delle celebrazioni canoviane, il 13 ottobre 2022, giorno in cui, 200 anni fa, l'artista si spense. Vedo veramente nella mia cittadinanza un orgoglio enorme di poter celebrare nel modo migliore il suo più grande concittadino.